Un corteo e una fiaccolata per chiedere maggiore sicurezza, o meglio la sicurezza che non c'è a Mestre di notte come di giorno, manifestazioni che dovrebbero tenersi prima di Carnevale, ovvero entro il 4 febbraio. Così la rete di associazioni cittadine, più di una ventina, stanche della recrudescenza di raid, furti, spaccate con tombino, dello spaccio di droga, insomma di un degrado culminato l'altro giorno con un ignoto cecchino che ha sparato pallini contro l'auto del legale Mestrino, rappresentante di Altobello in cammino, da sempre in prima linea contro la criminalità cittadina. Tra le richieste da inoltrare al prefetto, che a sua volta si chiede le inoltri a Regione e Governo, più presidi fissi interforze per le 4 municipalità della terraferma e facenti parte di una vera e propria squadra anticrimine. Visto che la zona è ampia, ma non così ampia, sarebbe meglio, perché è evidente che un presidio fisso rischierebbe di far spostare la zona dello spaccio da un'altra parte. E poi è evidente c'era oggetto di alcune petizioni era anche il controllo appiedato, insomma una riorganizzazione del controllo del territorio, perché è evidente che il territorio ormai, soprattutto questa zona, è abbandonato e nell'abbandono è aumentato il degrado. Ma non basta. Con il rinforzo del pattugliamento a piedi già presente lungo via Piave in centro città, ma assente in zone come via Bissuole e viale San Marco, divenute oramai da tempo bersaglio di ladri e banditi, si chiedono interventi mirati per il decoro della città, a partire dalla sua rigenerazione urbana. C'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale, ma di potenziare l'attenzione per questa zona, questo è sicuro.